Manifestazione della Lega sull'autonomia a Montecchio Maggiore, gelo e stoccata di Fratelli d'Italia. Per noi la battaglia si fa in Parlamento, dice il numero uno dei meloniani, Luca De Carlo. A 2 settimane dal dramma del Natisone, tragedia sfiorata nel Padovano, 2 ragazzi rischiano di annegare travolti dalle corrente del Brenta, salvati dall'intervento dei vigili del fuoco. 2 centauri morti in poche ore in Veneto. A Zevio, nel Veronese, 35enne si scontra con un trattore. A Bolzano Vicentino, un motociclista perde la vita nell'impatto contro un'auto. Cade dal tetto del capannone dove sta lavorando e precipita per 10 metri. 49enne operaio ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. Il dramma a Crocetta del Montello. L'azienda veneziana devastata dai baby vandali. Uno dei 13enni si presenta dal titolare accompagnato dalla madre per chiedere scusa. La ditta ancora ferma per una settimana per gli ingenti danni subiti. Non era un semplice turista tedesco in camping, rintracciato e arrestato a Cavallino Tre Porti un latitante accusato di traffico internazionale di droga. Il raduno triveneto degli alpini a Bibione stasera alle 20:30 in diretta, i cori e le fanfare in città. Domani dalle 7:30 del mattino tutta l'emozione dello sfilamento delle penne nere fino al passaggio della stecca per Conegliano 2025. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto che si apre ancora come ieri con la politica. Ieri c'era l'annuncio del segretario regionale della Lega, Alberto Stefani, della manifestazione in piazza per la Lega la prossima settimana a Montecchio Maggiore. Oggi si registra il gelo ma anche la stoccata di Fratelli d'Italia sulla manifestazione e sul tema. A parlare è il numero uno dei meloniani in Veneto, Luca De Carlo. Ma ci mancherebbe che la Lega non cavalcasse un suo cavallo di battaglia, però ripeto, conta il voto in Parlamento. Legittimo che il Carroccio scenda in piazza per rivendicare l'autonomia, ma la partita, ricorda il numero uno dei meloniani, ormai si gioca altrove, in quei palazzi del potere dove la maggioranza è già di centrodestra. Insomma, inutile, fa intendere De Carlo, piantare bandierine politiche, anche perché, se questo è l'intento, il ragionamento può essere ribaltato. Diciamo che i veneti si sono già espressi in maniera chiara nel referendum del 2017. Si aspettano che la politica risponda al referendum, nessuno fino ad oggi l'ha fatto, lo si fa da quando c'è il governo Meloni, a guida Meloni, che a febbraio dell'anno dopo delle elezioni ha portato in Consiglio dei Ministri l'autonomia. Merito di Meloni quindi se il disegno di legge è all'esame della Camera, accanto all'altra partita, quella sul premierato. Una stoccata arriva anche sulla scelta della location della manifestazione leghista, ovvero Montecchio Maggiore. Capisco che la Lega voglia, diciamo così, sottolineare un tema che la caratterizza, che è quello dell'autonomia. Lo fa in un contesto, quello di Montecchio, dove c'è un ballottaggio con un proprio candidato. Noi continuiamo a lavorare per l'autonomia come abbiamo sempre fatto. A ciascuno il suo, il messaggio. Al momento nessun invito né autoinvito tra alleati. È una manifestazione della Lega e quindi è giusto che ci vada la Lega. Non è che devono invitare il segretario di Fratelli d'Italia. Stefani non mi ha chiamato, ma insomma alle manifestazioni della Lega è giusto che ci vada la Lega, ci mancherebbe. Noi sull'autonomia differenziata siamo sempre impegnati quando c'è stato bisogno. Insomma, i rapporti restano, come dire, tesi sulla politica nel centro-destra. Adesso la cronaca dopo il Natisone, il dramma che abbiamo seguito per più giorni, una tragedia simile sfiorata nel Padovano a Fontaniva. Intervento di salvataggio dei vigili del fuoco arrivati da tutto il Veneto per recuperare 2 ragazzi in difficoltà nelle acque del fiume Brenta. Stavano tentando di attraversare le acque del fiume Brenta a Fontaniva quando la corrente li ha colti di sorpresa mettendoli in difficoltà. 2 ragazzi del Bangladesh sono stati salvati dai vigili del fuoco arrivati da tutto il Veneto. L'intervento è dopo l'allarme lanciato dai carabinieri. Sul posto sono arrivati i pompieri di Cittadella, la squadra fluviale da Padova e da Venezia si è alzato in volo l'elicottero Drago 149 con a bordo una squadra di sommozzatori di Vicenza. I 2 giovani travolti dalla corrente stavano cercando di tornare a riva. Uno dei 2 è riuscito a raggiungere mentre il secondo si è attaccato ad un tronco per non affogare. Il ragazzo sull'albero è stato recuperato da un sommozzatore che si è calato dall'elicottero con il vericello. Invece l'altro straniero sulla riva è stato caricato direttamente a bordo del velivolo atterrato sulla sponda del fiume. Entrambi sono stati portati in ospedale per tutte le cure. Una tragedia sfiorata, quella di Fontaniva, che per molti aspetti ricorda la recente drammatica vicenda del fiume Natisone, dove sono morti 3 giovani. Le immagini delle 2 ragazze
ragazze e del ragazzo ancora disperso, abbracciati per fronteggiare la forza dell'acqua, sono ancora impresse nella mente di tutti. Fortunatamente a Fontaniva l'intervento immediato dei pompieri ha scongiurato un nuovo dramma. Non sono scongiurate purtroppo le tragedie lungo le strade, con 2 vittime in moto. La prima tragedia in ordine di tempo è avvenuta ieri sera nel Veronese, dove ha perso la vita il 35enne che vediamo in immagine, Andrea Bottaccini. Era Zevio, nel Veronese. Il Centauro, che abitava a poca distanza dal luogo dell'incidente, non è riuscito a evitare l'impatto con un trattore condotto da una donna di 52 anni che ha accusato un malore ed è stata ricoverata in ospedale. Immediatamente accorso il personale SUEM, ma le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito molto gravi per i traumi e le ferite riportate nell'impatto col trattore che lo ha sbalzato di sella per diversi metri. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Poche ore dopo, erano le 13 circa, in un'altra provincia, Bolzano Vicentino, e la morte di un altro motociclista. Dramma sulla strada a Bolzano Vicentino. A seguito dell'impatto violentissimo contro un'auto è morto un motociclista. L'incidente è accaduto poco prima delle 13 in via Gorizia. Il biker, che procedeva in direzione Treviso, si è schiantato contro una Fiat Panda con a bordo 2 anziani che stava svoltando nei pressi di un parcheggio di un supermercato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo del motociclista finito sotto la vettura e deceduto pressoché all'istante. Inutile l'intervento dei sanitari del SUEM, illesi gli occupanti dell'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Thiene per regolare il traffico ed effettuare i rilievi. Il magistrato ha disposto il sequestro dei 2 veicoli e l'avvio di un'indagine penale sull'accaduto. In Veneto ogni 8 incidenti sul lavoro ogni ora di diverse gravità. È l'allarme lanciato dai sindacati, dalla UIL in particolare. E a proposito di incidenti sul lavoro, uno molto grave è avvenuto a Crocetta del Montello. I tecnici dello Spisal sono rimasti ore in questo stabilimento di lavorazioni metalli in zona industriale a Crocetta del Montello, dove in mattinata è scattata la mobilitazione per un operaio caduto dalla copertura, precipitato da un'altezza di circa 10 metri. L'uomo 49enne residente a Tombolo nel Padovano stava lavorando sul tetto per conto di una ditta di Thiene, lavori di manutenzione sulla sicurezza dei quali ora si stanno concentrando le indagini portate avanti accanto ai carabinieri della stazione locale. L'allarme di prima mattina è stato lanciato da alcuni colleghi, da qui l'intervento degli di soccorso da Treviso che una volta stabilizzato l'uomo lo ha portato al Cafoncello. Da qua vedo, ma c'era già ambulanze, c'era tutto, era già dietro, già portato sull'elicottero prima di partire, un quarto d'ora dopo, però sono arrivato alle 9:10 io. Probabile che la caduta dell'operaio sia stata causata dal cedimento di un lucernario. Il volo gli avrebbe procurato gravissime fratture su tutto il corpo. Sul posto sono poi arrivati i titolari dell'azienda, alcuni familiari dello stesso 49enne e la sindaca di Crocetta. Credo che ovviamente da parte nostra possa andare sicuramente un in bocca al lupo, una buona fortuna, un augurio fortissimo alla persona che adesso si trova ricoverata al Cafoncello, e se posso anche così un augurio che possa essere solo un caso fortuito anche per le attività che so che tanto fanno per la sicurezza. Ora si deve verificare se l'uomo indossasse i dispositivi di protezione individuale e se l'area dell'intervento presentasse dei problemi di staticità. Di un incidente gravissimo parla la UIL del Veneto, che ricorda come nel 2023 si siano contati quasi 69.000 infortuni sul lavoro, vuol dire 190 al giorno, quasi 8 l'ora, rimarca il segretario Roberto Toigo, che chiede a Regione e categorie di cambiare marcia. È tempo di fare ancora di più l'appello, mentre l'uomo resta ricoverato in prognosi riservata a Treviso. Ieri Filippo Fois ci ha raccontato dell'incredibile raid vandalico di 3 tredicenni, poi pizzicati dallo stesso titolare in un'azienda di Sant'Elena a Venezia. Tanto devastante questo raid vandalico che l'azienda resterà ferma almeno un'altra settimana. I danni superano i 100.000 euro e intanto uno dei tredicenni si è presentato dal titolare che abita a Mira in terraferma chiedendo scusa.
Il ragazzino si è scusato, era molto confuso secondo me, emozionato, e quindi a me è bastato vederlo, ci siamo guardati negli occhi e penso che uno sguardo delle volte vale più di 1000 parole. Per un attimo un sorriso torna sul volto di Mauro Girelli. I danni provocati dal raid vandalico compiuto da 3 tredicenni ammontano ad almeno 100.000 euro e la sua azienda di serramenti in legno a Santa Elena, vicino ai giardini della Biennale, allo stadio in cui il Venezia ha da poco riconquistato la Serie A, è ancora ferma, ma quella visita inaspettata lo ha colpito nel profondo. E nel pomeriggio, tardo pomeriggio, è arrivata una signora accompagnata da un bambino ed era la mamma di uno di questi 3 ragazzi che è venuta a scusarsi ed era molto molto provata ed emozionata, e insomma abbiamo parlato con questo ragazzino e speriamo che la lezione sia servita proprio per farlo crescere. Gli ho detto: usa il tuo cervello, non usare quello degli altri, che è una cosa fondamentale. Mi ha detto anche un'altra frase per quello che riguarda la mamma. Ricordati le lacrime di tua madre, che insomma mi hanno emozionato anche a me. Ci vorrà però molto tempo per Mauro e i suoi 7 collaboratori perché le conseguenze di quella devastazione diventino un ricordo. Peraltro in un secondo raid i ragazzini hanno anche tentato di appiccare diversi incendi. Di integro negli uffici non è rimasto niente. Oltre al fermo azienda abbiamo le consegne ferme, non possiamo iniziare assolutamente nulla. La prossima settimana saremo chiusi e penso, se saremo bravi, di fare metà della settimana dopo, quindi 2 settimane e mezzo di chiusura. Il femminicidio di Vigonza con alcune novità sulla tremenda dinamica del delitto. L'ipotesi che Giada Zanola sia stata stordita prima di essere lanciata dal cavalcavia sulla A4 a Vigonza dal compagno Andrea Favero è quella che maggiormente convince gli investigatori. Le conferme arriveranno dall'esame tossicologico effettuato durante l'autopsia della 33enne bresciana uccisa la notte del 29 maggio scorso, ma ci sarebbero anche dei riscontri dalle perquisizioni fatte nei giorni scorsi dai poliziotti della squadra mobile nella casa di Via Prati, dove Giada Zanola viveva con il suo compagno. L'ipotesi dell'assunzione di farmaci era stata presa in considerazione anche dopo la testimonianza di un'amica della 33enne che agli inquirenti, dopo il delitto, ha raccontato che Giada le aveva confessato di avere il timore che Andrea Favero la drogasse. Le immagini delle telecamere di sorveglianza di Via Prati a Vigonza inoltre inquadrano sempre e solo la macchina della coppia passare e nessuna persona a piedi. Questo non coincide con la prima versione fornita da Favero al momento del fermo, quando ha dichiarato che la compagna era uscita da sola a piedi e lui in un secondo momento l'aveva raggiunta e caricata in auto. In realtà Giada potrebbe essere stata fatta salire in auto viva, ma stordita e dunque incapace di difendersi e reagire. Ieri intanto gli agenti sono nuovamente tornati nell'abitazione posta sotto sequestro per prelevare ulteriori dispositivi elettronici come l'apparecchio per il collegamento wifi, un elemento utile a capire fino a che ora il cellulare di Giada, che ancora non si trova, sia stato agganciato alla cella di casa. Non un semplice turista tedesco in camping, ma un uomo ricercato per traffico internazionale di droga. Il blitz è avvenuto a Cavallino Treporti. Nel 2017 aveva pilotato un aereo privato che trasportava 60 kg di eroina tra l'Olanda, la Germania e il Regno Unito. Latitante internazionale era in vacanza in un camping di Cavallino Treporti quando ha ricevuto la visita dei carabinieri di Sandona di Piave. Su quel turista tedesco di 38 anni, rintracciato e fermato all'interno della struttura ricettiva dopo una segnalazione alle forze dell'ordine, pendeva infatti dal novembre del 2023 un arresto europeo emesso da una corte distrettuale olandese. L'arrestato, che dovrà scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione, è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia in attesa dell'eventuale estradizione in Olanda. E adesso parliamo di Beppe Caccia che guida gli attivisti della nave Mare Ionio, gli attivisti che hanno presentato una denuncia alla Corte Europea per i diritti umani. Una denuncia contro il governo italiano e l'Italia alla Corte Europea per i diritti umani è quanto hanno in serbo e depositeranno nelle prossime ore gli attivisti della ONG Mediterranean Save Humans, contestando il fatto che nell'ultimo fermo amministrativo comminato per effetto del decreto Piantedosi alla nave Mare Ionio, il governo italiano abbia accettato in toto la ricostruzione fatta dalla Guardia Costiera libica.
In questi giorni la nostra nave Mare Ionio si trova in cantiere nel porto di Trapani, dove sta affrontando i necessari e dispendiosi lavori di manutenzione per poter affrontare la visita annuale del registro navale italiano e rinnovare così le sue certificazioni per tornare in mare al più presto. C'è poi il contenzioso giudiziario aperto. I tribunali civili di Ragusa e di Trapani affrontino e giudichino i nostri ricorsi presentati contro l'applicazione del decreto Piantedosi, cioè di quelle misure del governo che ci hanno costretto a 2 fermi amministrativi di 20 giorni in ottobre e nel maggio scorso e che continuano a colpirci con delle sanzioni pecuniarie fino a 10.000 euro. Il veneziano Beppe Caccia va all'attacco. La guerra sporca condotta dal governo italiano e dalle istituzioni europee contro le navi del soccorso civile è l'altra faccia di una politica migratoria che vede ad esempio in questi giorni gli sforzi concentrati per arrivare all'apertura di centri per la detenzione e la deportazione di chi chiede protezione internazionale nel nostro paese in Albania. Così il veneziano Beppe Caccia. Restiamo in territorio veneziano, ma per cambiare decisamente argomento andiamo a Bibbione. Il nostro Lucio Zanato insieme a Nicoletta Rizzetto che ci racconta un po' come è andata la giornata di oggi e ci racconta anche quali sono gli appuntamenti di questo raduno triveneto degli alpini. I prossimi appuntamenti anche in diretta con Antena 3. Buonasera Lucio. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Esatto, grande giornata per il raduno del terzo raggruppamento, insomma la radunata triveneta iniziata di fatto ieri con la discesa della staffetta dalle sorgenti del tagliamento al Passo della Maurea, è arrivata questa sera proprio pochi minuti fa qui a Piazzale Zenit, dove c'è stata la cerimonia ufficiale dell'alza bandiera. Ma sono stati tanti gli eventi che abbiamo seguito per voi e che vi racconteremo anche nel corso della diretta di domani mattina. Vi riproporremo proprio le immagini sia per quanto riguarda l'alzabandiere di questa sera sia per quanto riguarda naturalmente le immagini ad esempio del ponte di Bevazzana. Allora cominciamo con le immagini, vediamo se la regia riesce a starmi dietro. Cominciamo con la celebrazione della Santa Messa oggi in quel di Cesarolo che è diciamo la celebrazione della Santa Messa presieduta come si vede dal vescovo di Pordenone Concordia che ha richiamato lo spirito altruista degli alpini ma soprattutto la capacità di fare gruppo a favore degli altri. Del resto uno dei motti degli alpini è non lasciare mai nessuno indietro e soprattutto pensare sempre al noi piuttosto che all'io. Questo per quanto riguarda il primo messaggio di questa mattina che abbiamo seguito in diretta per voi. Poi a seguire ci sono stati degli altri momenti, un momento molto toccante che è accaduto oggi pomeriggio intorno alle 16:45 al ponte di Bevazzana, praticamente pochi centinaia di metri prima dello sbocco della confluenza del tagliamento sull'Adriatico, con una cerimonia da parte del battaglione Osoppo che ha ricordato i caduti di tutte le guerre con un omaggio floreale portato direttamente al largo, al mare. Poi la staffetta, come ho detto prima, adesso torniamo proprio alle ultime immagini girate qualche minuto fa, qui a Piazzale Zenit, dove la staffetta è arrivata e dove soprattutto c'è stato l'alzabandiera ufficiale che ha dato il massimo dell'ufficialità a questa 3 giorni alpina. Come prosegue la nostra serata? Allora alle 20:30 vi do appuntamento in diretta proprio per seguire che cosa? La serata alpina. So che c'è la partita dell'Italia, ma vi garantisco è uno spettacolo da non mancare, perché abbiamo 3 postazioni diverse, abbiamo i cori sia a Piazza Treviso che a Piazza Fontana, ma soprattutto qui a Piazzale Zenit. Sentite di sottofondo in fondo, Nicoletta magari riesce anche a farvi vedere, ci sono le fanfare che si stanno preparando, questa sera ci saranno le fanfare qui a Piazzale Zenit e soprattutto ci saranno i caroselli con le fanfare, quindi uno spettacolo nello spettacolo per quanto riguarda le penne nere. Quindi partenza questa sera 20:30 in diretta su Antena 3. E poi domani mattina tenteremo una cosa nuova, Nicola, tenteremo una sorta di rassegna stampa, il caffè
giornali alpini, e poi naturalmente vi riproporremo le immagini più belle di questa 3 giorni, quindi vi riproporremo non solo alcune passi della celebrazione, vi riproporremo e vi faremo vedere ad esempio le mostre, alcune davvero molto toccanti, che sono state allestite dagli alpini qui vicino alla sezione della municipalità di Bibbione. E poi naturalmente dalle 10:15 seguiremo lo sfilamento del terzo raggruppamento. Insomma, una serata da non mancare con Antena 3, una serata da non mancare soprattutto con le penne nere, e domani dalle 7:30 vi garantisco sarà una mattinata tutta da vivere assieme con le emozioni alpine e con le emozioni degli alpini. E da Bibbione per il momento è tutto. A te Nicola la linea. Aspetta Lucio, abbiamo ancora un minuto. Dimmi. Credo, sei stato bravissimo nei tempi, abbiamo ancora un minuto, quindi ti volevo chiedere, allora, questi alpini a quota zero, perché tu l'hai raccontato un po' in questi giorni, è un po' particolare come raduno triveneto trovarsi le penne nere a fianco delle spiagge, è davvero un altro racconto degli alpini? Beh, assolutamente, quello che io posso raccontarti è questo: innanzitutto il fatto che gli alpini non si scandalizzano ad essere a quota zero, perché comunque la montagna va sempre al mare, no? Il tagliamento è proprio il trait d'union tipico. Ma poi la cosa che fa pensare, devi sapere che qui a Bibbione c'è il record per quanto riguarda la spiaggia veneta di presenze di turisti, quindi anche più di Jesolo, tanto per intenderci, ce lo diceva oggi il sindaco di San Michele al Tagliamento, e il 70% dei turisti sono stranieri. E la cosa che ha incuriosito molto gli stranieri è proprio questo raduno, e quindi diciamo che se gli alpini erano già conosciuti, lo sono ancora di più. Perché? Perché ad esempio i turisti tedeschi, i turisti austriaci, ma anche i francesi e soprattutto la gente dell'est voleva sapere qualcosa di più proprio dagli albergatori su questi uomini non più in armi, ma con questo cappello particolare e con le penne nere. Insomma, è un successo, anche se è un successo un po' particolare, un po' diverso rispetto alle adunate trivenete. A te la linea. Grazie davvero Lucio Zanato, ci rivediamo fra pochissimo nel telegiornale di Venezia e poi nel telegiornale di Treviso. Il telegiornale di Veneto finisce qui, grazie per averci seguito, a fra poco con Venezia.